Euroregione News. La città della luce LED. Il comune di Varmo, nel Medio Friuli, in provincia di Udine, è il primo d'Italia e il secondo in Europa a vantare un'illuminazione pubblica ad alta efficienza. La SIEL, con il direttore Ivan Comisso e l'ingegnere che ha curato il progetto Raffaele Costantini, si è avvalsa della prima azienda al mondo in nuove tecnologie, la Philips. In occasione del brindisi per la chiusura dei lavori, alla presenza di tutte le autorità, come i consiglieri regionali Vittorino Boem, Riccardo Riccardi, il sindaco del capoluogo del Medio Friuli Fabio Marchetti e di Varmo Sergio Michelin, oltre al direttore generale di BCC Basiliano Sandro Paravano e tanti altri, ho incontrato il manager del settore pubblico di Philips Lighting, Julian Rimarz. Philips si caratterizza per portare sempre innovazione costantemente sul mercato, è sempre stato così dal 1891, da quando abbiamo fondato l'azienda. Abbiamo sempre portato innovazioni che portano cambiamenti positivi alla vita delle persone, per esempio le cassette di registrazione che abbiamo tutti utilizzato, il compact disc, sono invenzioni della Philips. Nel mercato della luce abbiamo innovato costantemente, siamo stati fra i primi ad adottare la tecnologia LED e certamente siamo fra i primi ad utilizzare un sistema di controllo della luce estremamente sofisticato. Varmo è uno dei comuni dove questo sistema è stato adottato per prima in Europa e anche in Italia. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.